Ho voluto realizzare questa ricetta di casatiello napoletano con la pasta di pane perché fatto già in precedenza come prova, perché ho capito che all'interno del casatiello si sente di più sia l'aroma naturale della pasta di pane, cioè quella della farina, della lievitazione, e principalmente si sentono di più gli aromi naturali dei salumi che ci sono all'interno. Mentre quello fatto con lo strutto, che sicuramente sarà anche buono, ma è molto più pesante e va a coprire un po' anche l'aroma naturale sia della farina che quello dei salumi che ci sono all'interno. Quindi facciamo questo casatiello con la pasta di pane, la faccio a mano, si può fare anche con una planetaria o con uno sbattitore elettrico o altri attrezzi per impastare. Quindi mettiamo la farina in un recipiente. Quindi facciamo una semplice pasta per pane inserendo farina 0, oppure potete fare un mix di farina 00 Manitoba con sale, poi da parte sciogliamo il lievito nell'acqua e lo inseriamo nella parte di farina e sale. Quindi mescoliamo il tutto, è un impasto facilissimo. Quando è pronto lo mettiamo sul tavolo. Adesso raffiniamo l'impasto fin quando non diventa un impasto liscio e asciutto. Quindi andiamo a raffinare bene per circa 10-15 minuti ed è pronto. Giustamente adesso vi state chiedendo, e il pepe? Simone, hai dimenticato il pepe? No, non ho dimenticato il pepe, vedrete più avanti nelle lavorazioni. Quindi l'impasto è pronto, più o meno ci vorranno 10 minuti di lavorazione, non di più. A questo punto lo possiamo mettere in un recipiente e lo copriamo con pellicola. Adesso facciamo lievitare l'impasto a una temperatura, come sempre, quando facciamo gli impasti a lievito di birra, compresa tra i 18 e i 20-22 gradi. Se la facciamo il giorno prima, con la quantità di lievito indicata, è l'ideale perché la facciamo la sera prima l'impasto e il giorno seguente l'impasto sicuramente è quadruplicato di volume. Quindi facciamo lievitare l'impasto. Con la quantità di lievito indicata, 5 grammi, lieviterà in 12 ore più o meno, si fa la sera per il mattino seguente. Quindi l'impasto è triplicato se non quadruplicato di volume, lo mettiamo sul tavolo per lavorare. A questo punto l'impasto, siccome è ben rilassato, si può anche stendere soltanto con un po' di farina e con le mani. Ovviamente lo potete fare anche con un mattarello. Io mi trovo con le mani. Quindi io lo vado a stendere a mano facilmente con farina perché l'impasto è abbastanza rilassato. Poi ovviamente se aumentate la quantità di lievito lieviterà in breve tempo. Quindi prendo l'impasto, lo vado a stendere in modo rettangolare, prendo uno stampo per casatiello e i salumi e formaggi. Ovviamente parliamo di salame, prosciutto, pancetta, formaggi vari come formaggio romano e auricchio. Quindi prendiamo un pezzettino, lo togliamo per fare le strisce in superficie e vado a mettere il pepe in superficie all'impasto, a differenza di quello con l'impasto, diciamo con il pepe nell'impasto. Questo va messo in superficie insieme ai salumi, quindi cospargiamo tutti i salumi bene in tutte le parti del rettangolo creato e mettiamo 3-4 uova sode spaccate in 4 parti proprio all'inizio diciamo che dove andiamo a rotolare il casatiello, in questo modo, in modo ordinato, in modo tale da avere proprio centralmente poi le uova sode quando si va a tagliare il casatiello. Quindi arrotoliamo la prima parte che ci sono le uova e poi così via, facciamo proprio il rotolo in questo modo. Prendiamo farina per lavorare bene, prendiamo l'impasto e andiamo a stringere bene per attaccare i salumi vicino all'impasto, altrimenti possono anche cadere quando andiamo a fare la fetta. Quindi andiamo a mettere l'impasto ben oleato o imburrato o messo con lo strutto e andiamo a schiacciare in questo modo. Quindi prendiamo 4 uova crude ben lavate, andiamo a fare le strisce con l'impasto che abbiamo tagliato in precedenza facendo 8 pezzi perché saranno 8 strisce, 2 per ogni uovo, quindi 2 per 4, 8 strisce. Andiamo a fare la striscia in questo modo e andiamo a chiudere l'uovo all'interno come si fa, diciamo a croce per un normale casatiello. Quindi andiamo a fare in questo modo e inseriamo all'esterno del casatiello ottenendo 4 angoli in questo modo, 1, 2 e poi facciamo le altre 2 in questo modo, andiamo a spingere in superficie ed è pronto.
Adesso facciamo lievitare il casatiello il doppio del suo volume e poi lo possiamo infornare. Quindi adesso inforniamo il casatiello a 180 gradi per circa 45-50 minuti. Inforniamo il casatiello alla parte più bassa del forno dopo il centro, in modo tale da avere una cottura omogenea anche sotto. Forno statico, quando è ben freddo, guardate, si sforma, che è una bellezza. Ecco il casatiello venuto veramente in modo spettacolare. Sentiamo il suo suono. Questo è il suono del, diciamo, casatiello fatto di pane, perché quello con lo strutto è molto più morbido e non dà quel, ecco, guardate che spettacolo, non dà quel, diciamo, proprio quella struttura di pane, anche la buccia esterna più croccante e il suo interno parla da solo. Questo è quando lo vado a tagliare una fetta per fare l'assaggio, guardate, all'interno morbido e fuori è croccante.